È una situazione che certamente non fa bene al nostro paese, ma non fa bene soprattutto all'economia. Purtroppo questo chiacchiericcio continuo che non porta a concludere se i 5 Stelle stanno al governo o non lo stanno, eccetera, non si ha la percezione, e la politica non ha la percezione, soprattutto questo gruppo, questo movimento, che il paese ha bisogno di stabilità. Allora, vuoi stare al governo, ci stai, non vuoi, vai fuori, punto a capo, e poi succede quello che succede. Di fronte alle fibrillazioni romane, le categorie economiche venete chiedono responsabilità e certezza. La congiuntura resta critica e nessuno, questo è il senso, può permettersi una crisi di governo con l'inflazione che galoppa e una congiuntura internazionale dalle dinamiche impazzite. Il principio è lo stesso che aveva spinto le associazioni datoriali a sostenere la nascita proprio dell'esecutivo Draghi a inizio 2021. Una politica incerta non mette mai a proprio agio un imprenditore che deve investire e quindi deve avere certezze su cosa succederà il domani. Noi non possiamo nell'incertezza programmare il nostro futuro, quindi sapere se un governo resiste con queste finalità o no per noi diventa una questione biologica, una questione di vita. Da portare avanti ci sono le nuove misure che lo stesso Premier ha illustrato nella giornata di martedì ai sindacati, su tutte taglio del cuneo fiscale, proroga dei bonus sulla benzina per una manovra ulteriore da 10 miliardi di euro e questo oltre al decreto aiuti, pomo della discordia nelle prossime ore al Senato. Restano poi i nodi strutturali del paese, diventate le nuove emergenze. Per il presidente di Unioncamere Veneto ce n'è una in particolare con il blocco del gas russo più che un'ipotesi in vista dell'autunno. Noi siamo un paese che non abbiamo materie prime e di conseguenza paghiamo il conto più di tutti, però potremmo avere anche delle risorse interne e qui cito ad esempio davanti alle nostre coste abbiamo la Croazia che sta estraendo il metano e noi non lo facciamo.